Vai che riprendiamo. Adesso devo tenere più giri possibili con queste gomme qua, per cercare di fare solo 2 soste. Ecco, ma non così però, mamma, qua ho sporcato troppo le gomme, ma brutto errore questo. Qua ho rovinato tanto le gomme, porca mignottona. Bravo Kuma, dai. Sto perdendo da Alonso, però Alonso sta correndo come un drogato, fioi. Ancora. Mamma mia, male, male, male. Male, 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 ragazzi, adesso. Alonso è arrivato. Alonso scatenato, fioi. Alonso mi supera sicuro. Alonso ha un ritmo gara impossibile per me. Alonso va all'interno, lasciamolo passare, giusto così. Prova il Kuma all'interno. Botta e risposta tra Rosbiff e Alonso. E adesso inizia il duello Alfonso-Rosbiff. Alfonso ci riprova all'interno. Rosbiff rimane esterno. Alonso chiuso dal Kuma, chiuso dal Kuma. Mamma mia, ragazzi, Alonso è veramente incazzato, Giro record di Pippo Massa. Mamma mia che dura. Alonso ci riprova. Buono, buono. Però siamo in difficoltà purtroppo. Siamo in difficoltà. Appena le gomme calano un attimo. È così. Sempre là Alonso, è sempre là. Fortunatamente recupero in certe curve, riesco a guadagnare un po', ma è molto molto dura. Cielo molto nuvoloso, ma non è... Attenzione! Alonso ai box. Alfonsino ai box. Alonso ha fatto lo stint breve, ha messo le option. Adesso devo fare gran giri però, cazzo. Adesso ho bisogno veramente delle prestazioni della vita. Adesso concentrazione massimale, ragazzi. Sarebbe bello resistere fino al 20° giro, ma la vedo molto dura. Per fare solo 2 soste. Io comunque ci provo.
Fuel massimo. E proviamoci. Adesso sicuramente gli altri hanno le gomme morbide, quindi Alonso sta tirando come un pazzoide. Ma io sono Rosbiff e il potere di Rosbiff può tutto. Cioè, se arrivo al 21esimo giro ce la faccio a fare solo 2 soste, ma la vedo utopia pura. Devo guidare al perfetto, proprio al massimo. Devo guidare da fenomeno. Ci giochiamo tutto in questi giri, Stai zitto. Perché io potrei mettere le dure, però tutti hanno le morbide e mi ammazzano dopo. Per quello devo puntare alle morbide. Per il momento non sto prendendo dalle icone, anzi ho guadagnato un secondo. Dai ragazzi, dai. Il Comodone sta tentando l'impossibile. Fare 2 soste e chiudere con le morbide. Perché se metto le dure sicuramente ce la faccio, però a livello prestazionale sono troppo svantaggiato. Record di Alonso, record di Alonso. Alonso con le morbide vola, Alonso con le morbide vola. Io sulle icone non sto perdendo, però le icone ha le dure come me, chiaramente. Ce la giochiamo tutte ai box. Mamma che gara, mamma che gara. Dai come, dai, è durissima adesso. Alonso sta girando come un pazzo scatenato. Però poi negli ultimi giri ho io le gomme perfette. Devo fare ancora 2 giri se voglio farcela. Mamma mia ragazzi, le gomme sono andate. Alonso è già quarto. Però probabilmente Alonso deve fare un altro stint. Cioè un'altra sosta, scusate. Perché non può tenere le morbide. Se più non ha messo le dure, ma allora io però le morbide, quindi posso tentare l'impresa. Posso tentare il recupero. Se devo pensare a cosa fare. Le gomme non sono certo messe bene. Oh, Cioccume. Rosbiff sta tentando veramente una strategia pazzoide. Tensione troppo alta. E voglio provare a stare all'ultimo giro, tentare di stare fino al 21esimo. Secondo i calcoli ce la posso fare 7 giri come ho fatto all'inizio.
Il Cume si gioca tutto in questo giro qua. Chiaramente sto perdendo secondi a raffica. Posso fare il miracolo dopo, eh. Le gomme non esistono più. Box, box, box. Sì, vecchio, box, box, box. Ma quanto ho tenuto. Dai, dai, dai. Alonso è secondo a 7 secondi. C'è anche Webber. Vediamo se sta strategia sta positiva o no. Speriamo. Loro chiaramente devono fare un'altra sosta, se no ce l'ho in culo, la cosa è abbastanza ufficiale. Mamma, sentite le gomme, ragazzi. Oh, le gomme, eccola qua, basta, basta. Le gomme sono andate, le gomme sono andate. Non ci sono più le gomme. 5 giri in più ho fatto, ragazzi. Miracolo. E adesso andiamo ai box e preghiamus. Oh no? Eccoci qua. Box, box, box. Mamma mia, fumata clamorosa, le gomme sono praticamente finite. Adesso ho 7 giri da che devo fare il pazzo. Ho perso parecchie posizioni, ma allora devo andare ai box, lo so. Spero, se no... Adesso facciamo 2 giri col fuel normale e poi via cannone. Dai, come. Tentiamo l'impresa. Speriamo bene. Strategia un po' pazza. Adesso devo fare veramente una gara della vita. Adesso devo fare giri record, cazzo. Adesso faccio 2 giri. Faccio 2 giri con il fuel normale. E poi andare a cannone. Certo che devono andare ai box però questi stronzi, Se ne fanno anche loro 2, sarà durissima. Dai, come, dai. Ok. Ci divertiamo, ragazzi. Adesso ci divertiamo. Qualcuno è già ai box comunque. Speriamo non siano doppiati. Gigione ai box, calcoli esatti. Calcoli esatti, ragazzi. Calcoli esatti, il problema è solo uno. Alfonso, bravo come. No, neanche Alfonso, chi cazzo sta capendo più niente. No, Webber. Webber. Sono davanti all'Alfonso. Sono davanti all'Alfonso, cazzo. Ma Webber deve andare ai box. Dai che è una strategia perfetta. Dai, come, dai. Webber è avanti. Se Webber deve andare ai box è fatta. No! Oh! Erroraccio veneziano qua, bruttissimo errore. 9 secondi da Webber. Se va ai box sono primo.
Dai che forse la safety car mi può dare la vittoria. Cazzo che ho ottenuto. Sì, Webber ai box. Box. Forse non è Webber, però no. Un ritiro intanto, 20 macchine, secondo ritiro. Alonso è là, vaffanculo. Alonso ha fatto giri perfetti. Primi. No, lungo per non evitare il Caterhams. Mamma mia, troppi errori, pick di merda. Le gomme sono sicuro devono tenere. Ha fatto parecchie sbavature, ma le gomme possono tenere 7 giri. L'ho fatto all'inizio, non vedo perché non poterlo fare adesso. Bravo, come dai. Relax. La vittoria la giochiamo. Devo assolutamente tenere. Le morbide. Se devo siamo dei box, chiaramente vado fuori da tutto, anche dal podio. Che tensione, ragazzi, che tensione, mamma mia. Troppa tensione, ragazzi. A sto punto si deve bene avere la safety car adesso. Calma, come. Chiaramente era prevista la terza sosta al 23esimo giro, ma non la faccio perché l'ho fatta prima al 21esimo. 4 laps. Vettel, giro record del Bibitaro, super record del Bibitarus. Miglior primo settore. Proviamoci, cerchiamo di tentare la fuga. Voglio l'hat-trick, vittoria, pole position e giro record. Proviamoci, cazzo, proviamoci. Mamma mia che giro. Non buttarlo via come Dio povero. Scusate. No. Erroraccio. Male. Ho buttato via il giro record. Vaffanculo, Alonso adesso è là. Ara Alonso. Io rimango qua. Male. Peccato, era giro record sicuro. Adesso Alonso ce l'ho anche vicinissimo, cazzo. Dopo un errore che non dovevo fare. Che tensione. Devo riguadagnare qualcosa. Dai Rosbiff.
Mamma mia. Le gomme sono abbastanza positive. Alonso ci prova. Ma Rosberg chiude. 37, 38 e 9. Non è giro record ma buon tempo di veneziano. Primo giro con questa mescola. Cioè con la mescola. Sì, ciao. Con questa miscela. Alonso è troppo vicino, ragazzi. Alonso è troppo vicino. Colpa di quell'errore maledetto. Che gara, ragazzi. Se lo fare i conti anche con le gomme. Alonso le ha migliori. Alonso le gomme migliori, chiaramente. Comunque grande strategia di veneziano che a 3 giri dal termine sta giocando la vittoria. Miscela 2, vaffanculo. Vai, bandiera blu, bandiera blu. Prendiamo la scia. Alonso prova l'esterno, Alonso prova l'esterno, mi supera. Alonso mi supera. Ma Rosberg ritarda la frenata. Ceolaps Remaning, in inglese puro. Ceolaps Remaning. Attenzione lotta. Mamma mia, ho sentito un piccolo colpo. Vediamo, no, niente, niente. Ragazzi, sono veramente tesissimo. Mamma mia, l'anteriore sinistra è messa male. Mamma mia. Il carburante è al limite. Calma, 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 calma. Mamma mia, Alonso è là, Alonso è là. Mamma mia, manca un giro, manca un cazzo di giro. Alonso avrà l'esterno, mi supera. Alonso mi supera chiaramente, ma io devo solo tentare di ritardare tutto. Ma per ritardare faccio la cagata. E Alonso mi supera. Alfonso mi supera. Il Cube ci riprova. E adesso il Cube deve fare il miracolo all'ultimo giro. Prende la scia. Sembra il duello Prost e Senna, ragazzi. Mamma mia. Mamma mia. Riprendo la prima posizione, ma che fatica. Che strategia, ragazzi. Strategia pazza veneziana. L'anteriore sinistra è andata. Cosa fa Pic? Bianchi, scusate, ma cosa fa quest'uomo? Slittata, perdo la prima posizione. Persa così. Per colpa di Bianchi. Niente, Alonso se ne va. Alonso se ne va all'ultimo fottutissimo giro. Non ci credo. Non ci voglio credere. La gomma è finita. La sto pagando alla fine. La sto pagando alla fine. Mamma mia, deve passare, deve passare. Deve passare. Deve passare, ma non che Raikkonen però. Non ci credo, ho perso 2 posizioni. Forse perdo anche il podio. Incredibile, incredibile.
Le gomme non ce la fanno più. Perdo anche il podio. Incredibile. Incredibile, ho perso il podio. Ho pagato tutto all'ultimo giro. Tanto un ritiro. Non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Non ci credo. Va a vincere Raikkonen. Ho buttato via la vittoria e il podio all'ultimo giro. Gomme di merda, ragazzi, questo è il bello della Formula 1. Questo è il bello della Formula 1, anche se sto ciccando come un leprotto, vaffanculo. Che lotta, ragazzi, ma che gara. Mi sono divertito con voi. Massa, Grosjean di resta fuori. Mamma mia, ragazzi. Ecco la classifica, siamo al quarto posto con 22 punti. Webber in testa, Alonso secondo, Raikkonen terzo, Vettel. Dov'è Vettel? Che bello, Vettel è settimo, ragazzi. Purtroppo peccato tutto all'ultimo giro. Ma una grande gara. Un saluto del Comendone veneziano. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.